Ciao a tutti amici di Gifero Team, oggi troviamo lo storico locale Caffè Pedrocchi per visitare una mostra del famoso fotografo veneto Andrea Rigon. Andiamo all'interno. Ci troviamo qua con Paolo Braghetto, noto giornalista padovano. Ci racconti un po' di chi è Andrea? Andrea Rigon è un fotografo padovano con cui collaboro da qualche anno, lavora con me al progetto di Bellezza Venete, quindi facciamo insieme anche i casting, abbiamo visionato tante ragazze della regione, alcune modelli, alcune bellezze venete sono anche ben rappresentate in questi scatti d'autore, devo dire molto particolari, sia colore che bianco e nero, ha colto proprio il loro animo, come dice anche il titolo della mostra. Proprio negli occhi di una persona si può vedere quello che sono dentro. Benvenuti a tutti, prima personale di Andrea Rigon, celebre fotografo padovano, al Pedrocchi nel cuore della città. Oggi tutti sapranno, anche quelli che non ti conoscono chi sei, vedranno la tua arte, aiuto il caro. So che non sei timido, adesso ci racconterai qualcosa della mostra e ringrazierai tutti. Bene. Farò qualche gaffa adesso sicuramente. Niente, ringrazio tutti i soggetti che hanno avuto fiducia in me nel realizzare questo progetto. È la mia prima mostra, spero di riuscire a farne altre e niente, vi ringrazio e speriamo insomma che sia qualcosa di bello. Grazie mille. Molto conciso, mi è piaciuto. Alle modelle e modelli presenti. Grazie, spero che vi piacciono le foto. Siamo qua con Anna Fiorin, una delle protagoniste della mostra di Andrea Rigon. Ciao a tutti, sono Anna Fiorin e è stato un onore partecipare a questa mostra con Andrea Rigon e sono molto felice di esserne parte. Ciao Dino, volevamo chiederti un'opinione su questa mostra, appunto le foto che ha fatto Andrea Rigon. Ritengo che sia una bella iniziativa e in più ha usato una tecnica dei primi piani che io adoro e mi piace, che ha fatto risaltare molto bene le ragazze e valorizzando l'espressione. Ed è per la prima volta che un giovane, tra virgolette, promettente fotografo che espone a Padova. Perciò una bellissima iniziativa e complimenti a lui e spero che ripeta l'idea per l'anno prossimo. Grazie mille. Siamo qua con Stefano, rappresentante di Venere d'Italia, a questa mostra Caffè Pedrocchi, dove il fotografo Andrea Rigon ha esposto i suoi quadri. Cosa ne pensi appunto della mostra? Mi sembra una mostra ben riuscita, bellissime le foto, mi piacciono un sacco le espressioni degli scatti che ha fatto e basta. Poi Andrea è un amico, è il fotografo ufficiale di Venere d'Italia, perciò sicuramente è bravissimo. Grazie. Siamo qua con Tonio, uno dei protagonisti appunto della mostra di Andrea Rigon e volevamo chiederti com'è stata la tua esperienza con questo fotografo. Allora, sicuramente l'esperienza è stata del tutto positiva, grazie ad Andrea, come possiamo vedere, viene fuori sicuramente la parte più emozionale, nonché la più spontanea di ogni modello e modella che ha partecipato ed è stata un'esperienza appunto super positiva. È stata la tua prima esperienza o ne hai già fatte altre? No, io già lavoro su Milano come modello e questa è la mia, la prima esperienza su Padova e sono appunto molto felice di averla fatta con Andrea. Hai intenzione di ripetere i servizi fotografici o progetti che ha Andrea o meno? Certo, sicuramente abbiamo già in campo altri 2 o 3 progetti che poi verranno fuori. Andrea Rigon alla sua prima mostra al Caffè Pedrocchi, parlaci un po' della tua idea. Allora, la mia idea era di rappresentare i soggetti nella loro situazione più naturale, quindi senza trucchi troppo sofisticati e con foto un po' studiate ma anche molto naturali. Sono 18 ritratti dove appunto ci sono sia ragazze che lavorano nella moda, sia persone normali e ho cercato di catturare la loro personalità. Andrea, tu hai progetti futuri?
Allora sì, un progetto futuro sarebbe l'idea di realizzare un magazine dove andare a presentare le nostre bellezze del territorio, quindi presentare tutta l'Italia, le bellezze emergenti che abbiamo qui in Veneto. Se avete notato, dopo con le riprese, la nostra intervistatrice è un soggetto della mostra. La mostra, comunque ripeto, è ingresso libero presso il Caffè Pedrocchi a Padova, nella Sala Verde, da oggi 13 gennaio fino al 2 di febbraio. Grazie mille Andrea.